Mancano poche ore nella Marca per la tradizione del Panevin. Dalla tradizione cristiana del Natale si passa a quella pagana con il centenario rito del Rogo della Vecia. Ad Arcade, il più grande e forse antico Panevin della Marca, è tutto pronto. Beh, come potete vedere la pira è già pronta, gli alpini hanno lavorato alacremente questi giorni, quindi siamo pronti per domani sera alle 21 come al solito, vi aspettiamo. Questo è il Panevin più alto di tutta la Marca. Io non so se sia il più alto, ma che sia il più famoso e rinomato, questo penso che sia indubbio. Sono 53 anni che lo facciamo qui. Un occhio di riguardo anche quest'anno è rivolto alla sicurezza, visto che sono attese quasi 7.000 persone. Beh, abbiamo pensato a tutto, chiaramente noi i parcheggi sono vigilati, poi abbiamo circa 12 uomini, forze dell'ordine sono tutti armati, che vigileranno gli ingressi. Anche quest'anno un ospite d'eccezione è il presidente della regione Luca Zaia. Beh, ormai è una figura ovviamente immancabile, sono più di 20 anni che viene qui, quindi lo aspettiamo a braccia aperte. Parliamo delle polemiche dell'ambiente, dell'inquinamento che suscitano ogni volta questi falò. Ma perché l'inquinamento salta fuori solo il 5 di gennaio? Perché durante l'anno gli ambientalisti non fanno delle lotte e combattono perché le emissioni vengano comunque ridotte anche rispetto a quelli che sono gli impianti di riscaldamento, quelli casalinghi ma anche quelli industriali? Che ci possa essere un picco diciamo di PM10 quelle sere? Sì, sicuramente ci sarà. Io non metto in discussione i rilevamenti che vengono fatti ovviamente a cura dell'ARP o degli enti specializzati, però voglio anche sottolineare che qui ad Arcade io ho emesso un'ordinanza ancora in dicembre che vieta, è fatto divieto assoluto ai cittadini arcadesi di accendere pire all'interno del comune, salvo quelle che vedete comunque qui alle mie spalle.